Polizia Treviso, operatore numero 8, qual è l'emergenza? Allora volante 2, portati. È stata segnalata una lite in strada. Va bene, facciamo. Le volanti sono il volto più immediato e riconoscibile della Polizia di Stato, sono le pattuglie che operano 24 ore su 24 sul territorio, 365 giorni l'anno e rispondono alle chiamate di emergenza della collettività. Il ruolo di gestione dell'emergenza è un ruolo quotidiano che però noi svolgiamo anche insieme a quello di rassicurazione di una collettività che a volte ha bisogno anche semplicemente di un consiglio laddove il nostro ruolo istituzionale non la può fare. Quello di cui si occupano le volanti sono gestione dell'emergenza e anche controllo del territorio. Nel periodo natalizio cresce anche il numero di persone che arrivano in centro a Treviso. Qual è la risposta della Questura per far fronte a questo aumento di visitatori e di giovani nel centro città? La Questura di Treviso sicuramente si organizza per il periodo delle feste aumentando i presidi di sicurezza sul territorio, quindi noi stanziamo maggiore personale per garantire sia la possibilità di fronteggiare le emergenze che contestualmente dobbiamo garantire ai cittadini la piena fruibilità degli spazi comuni, ad esempio del centro storico, che sono zone che si affollano e quindi hanno bisogno della nostra presenza. Quindi nel periodo delle feste noi siamo sempre presenti anche in numero maggiore rispetto al solito per garantire la sicurezza e anche la gestione delle emergenze. Dottoressa Timbone, quanto è importante il controllo costante del territorio sia per un pronto intervento sia poi per la prevenzione del crimine? Il controllo del territorio è fondamentale perché ci consente di agire sia in modalità repressiva che in modalità preventiva. Per quanto riguarda la modalità repressiva, noi siamo presenti sul territorio più che possiamo in modo tale da garantire un pronto intervento nel momento in cui scatta l'emergenza. Arriviamo il prima possibile e poi questo ci consente anche di mappare quelle che sono le aree più sensibili dal punto di vista della criminalità, però ha anche una fortissima efficacia preventiva. La presenza sul territorio sicuramente scoraggia quelle che sono le attività criminali che si consumano sul territorio e poi garantiscono anche la fortificazione del senso di sicurezza nei cittadini.